Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Buonasera, edizione di infofriulitv.net. Resta rosso lo stato d'allerta meteo in Friuli Venezia Giulia e si estende la fascia interessata dal maltempo, andando a colpire anche la zona centro-orientale della regione. Si intensifica inoltre il rischio idraulico nell'area del Pordenonese. La Protezione Civile ha quindi aggiornato l'allerta meteo diramata nelle ultime ore. Dopo l'intensificazione delle piogge, nella serata di oggi, secondo le previsioni OSMER, ci sarà una breve riduzione dei fenomeni nella mattinata di domani, per poi intensificarsi fino a tarda serata, quando i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Ho visto che il DPCM paradossalmente consente il giorno di Natale a fare gli auguri a tutti i parenti. Qual è il suo messaggio? Noi abbiamo inserito nell'ordinanza una forte raccomandazione che mi auguro possa essere rispettata da tutti perché tutela la salute di tutti, ovvero quello di evitare il più possibile di recarsi a casa di nuclei familiari diversi dal proprio. Capiamo le difficoltà che stiamo chiudendo, capiamo altrettanto però che all'interno proprio di quegli incontri domestici che fanno abbassare le precauzioni, tolgono le distanze, tolgono la mascherina, rischiamo che il contagio dilaghi. Quindi facciamo questo ulteriore sacrificio perché il numero dei contagi in Venezia Giulia è ancora alto. Siamo diventati zona gialla, ma il pericolo non è passato. Quindi dobbiamo difenderci a vicenda e cercare di far finire il prima possibile questa situazione, lo si può fare soltanto con l'impegno di ognuno di noi. La questione degli spostamenti tra comuni crea disuguaglianze tra cittadini di piccoli centri e cittadini di grandi città. Sì, io ritengo che sia sbagliato pensare di paragonare il comune di Drenchia al comune di Roma. Noi abbiamo una regione che ha meno della metà degli abitanti del comune di Roma. Vuol dire che una Roma potrà girare e avere a disposizione servizi per 2.800.000 abitanti, chi vive a Drenchia per poco più di 100 abitanti di fatto non ha servizi. Quindi mi sembra una misura che mette i cittadini italiani in situazioni totalmente diverse. Per quello noi avevamo proposto di mettere questo limite all'interno della provincia, che mi sembrava un'opera più giusta, dove garantiva i servizi a tutti e non cambiava la situazione delle metropoli, che già con 2.800.000, come dicevo Roma, non cambiava nulla. Una delle novità sono le sanzioni per quanto riguarda l'ordinanza ai negozianti o agli esercenti che non rispettano le nuove norme contenute appunto all'interno dell'ordinanza. Io mi sono confrontato oltretutto con i pubblici esercizi e con la rappresentanza del commercio e devo dire ringraziare anche per la grande responsabilità che hanno dimostrato fino ad oggi. E anzi, io penso che quasi la totalità abbia veramente tenuto le regole ferree, più ferree forse addirittura di quanto prevedevano DPCM e ordinanza. Noi dobbiamo però disincentivare che magari quella piccolissima minoranza possa andare a devastare il lavoro invece della grande maggioranza che quelle regole le rispetta. E quindi abbiamo inserito nell'ordinanza che c'è la sospensione dell'attività nel caso in cui le norme non vengano rispettate. Complimenti al sindaco e al comune di Udine perché questa collaborazione propedeutica a essere moltiplicata. Oggi è in corso una vera e propria rivoluzione culturale in campo ambientale e anche in campo dell'energia. Quindi noi come Regione metteremo tutte le risorse disponibili per incentivare gli acquisti di macchine elettriche e macchine ibride e andrà incontro a quello che sarà un progetto ancora più ambizioso, il progetto di Ipoti, cioè anticipare di 5 anni il Green Deal, appunto arrivare all'emissione di CO2 zero 5 anni prima degli altri, 2045 invece del 2050, quindi la politica vede lungo, vede anche nei prossimi decenni, vede anche per avere una regione più verde per i nostri figli e i nostri nipoti. Oggi in città abbiamo inaugurato 26 colonnine dove ci sono le prese per poter ricaricare le macchine elettriche. È un salto di qualità per quanto riguarda una mobilità sostenibile, orientata a favore dell'ambiente perché le macchine elettriche non inquinano
e quindi vogliamo mettere a disposizione dei proprietari delle macchine elettriche di utilizzare queste strutture per il rifornimento che si trovano in città. Si trovano soprattutto nei parcheggi, quindi la macchina viene parcheggiata e nel frattempo viene rifornita con l'energia elettrica. In più anche oggi ERA ci ha dato in funzione una macchina elettrica a favore dell'amministrazione comunale, quindi ringraziamo ERA per questa generosità che ha avuto nei confronti del comune di Udine. Oltre 10 milioni di euro di interventi per la sicurezza idraulica e idrogeologica dei comuni di Latisana e Lignano e la quota messa in campo a difesa del territorio per opere di manutenzione, ampliamento, ristrutturazione e adeguamento a cura del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Volti alla mitigazione del rischio idraulico nel comune di Latisana si stanno eseguendo interventi di manutenzione finanziati con fondi, 1.550.000 euro, del commissario delegato all'emergenza per l'adeguamento idraulico e la sistemazione del canale Latisanotta, dalla ferrovia sino allo sbocco nel canale Fossalon in località Paludo e la sistemazione di fossati e attraversamenti campestri di via Trieste. Si è poi appena concluso l'intervento di mitigazione del rischio idraulico lungo l'argine sinistro del tagliamento, finanziato per 5 milioni di euro, sempre dal commissario delegato all'emergenza, con il consolidamento e l'impermeabilizzazione dell'argine in località Sabbionera, fino all'ansa del fiume prospicente via Mauro. E adesso andiamo a vedere il meteo per quanto riguarda domenica. Cielo da nuvoloso coperto con precipitazioni intense o molto intense sulla zona montana, specie Alpi e Prealpi Carniche. In giornata temporali e piogge abbondanti o intense interesseranno anche pianura e costa da ovest verso est. Saranno probabili raffiche di vento forte o molto forte da sud. Quota neve in calo a 1000-1200 metri. Dalla tarda serata fenomeni in attenuazione. Le temperature in pianura, le minime oscilleranno tra gli 8 e gli 11 gradi, le massime tra i 12 e i 15, sulla costa le minime tra i 10 e i 12 gradi, le massime tra i 13 e i 16 gradi, lo zero termico poco sopra i 2000 metri. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e Quay.